Non è un quadro semplice. Da una parte c'è un verdetto del Consiglio di Stato che afferma che i servizi di emergenza devono andare in appalto, sentenza fondata su una normativa comunitaria, dall'altra la Corte di Giustizia europea che ha introdotto il concetto di trasporto qualificato, che apre al mondo del volontariato e allarga le maglie dei servizi che possono essere affidati alle pubbliche assistenze. In mezzo a queste due sentenze c'è la Regione Liguria, che ha avviato una procedura per mettere a bando i trasferimenti intraospedalieri, per il momento un semplice step conoscitivo. Croce Rossa e pubbliche assistenze però temono che presto venga affidato a terzi anche il trasporto ordinario dei pazienti in ambulanza. È naturale che ci sia scoramento, aveva spiegato giorni fa Fabio Mustorgi del coordinamento ANPAS del Tigullio, considerato che c'è una convenzione ferma da quasi 10 anni, che le pubbliche assistenze devono affrontare ogni giorno una montagna di burocrazia e che i rimborsi regionali sono ridicoli. Sul tema interviene il consigliere regionale Claudio Muzio. Si cerca tanto di rivedere i rimborsi per i trasporti in emergenza, che in Regione Liguria, dobbiamo riconoscerlo, sono molto bassi, molto più bassi ad esempio che in Regione Lombardia, e poi si cerca di capire fino a dove si possano dilatare i servizi che possono essere affidati direttamente alle pubbliche assistenze. È un tema delicato sul quale stiamo lavorando, si susseguono tavoli e incontri per trovare una quadra. Si dice preoccupato Muzio per il futuro delle pubbliche assistenze che, se davvero i trasporti finissero ai privati, potrebbero chiudere o avere grossi problemi, anche se la Regione riconosce loro un ruolo importante. Il rischio è di veder chiudere le piccole realtà del soccorso, ad esempio quelle dell'entroterra, da sempre attente e vicine alla gente. Dobbiamo tutelarle, ma nel contempo dobbiamo avere rispetto delle leggi. Allora bisogna cercare di applicare la legge nel modo più estensivo possibile, cercando poi di remunerarle in maniera tale che possano sopravvivere. Tenga presente che abbiamo già fatto una battaglia molto trasversale, peraltro, sul pagamento dei pedaggi dei servizi non in emergenza e l'abbiamo vinta, quindi lavoriamo insieme per poter trovare una soluzione.